Un prodotto apprezzato e di qualità, la presenza di aziende di prestigio ed un pubblico attento alle produzioni enologiche, momenti di riflessione e scambio di esperienze ed una strepitosa partecipazione di amanti del buon vino. Questi gli ingredienti della quarta edizione di Sicilia in Bolle, conclusasi ieri e ospitata nei locali del Madison di Realmonte, un'iniziativa voluta dalla sezione di Agrigento dell'Associazione Italiana Sommelier e organizzata con attenzione all'innovazione e alle eccellenze del settore. Quest'anno abbiamo diviso, o meglio allargato la manifestazione, non più concentrata in un'unica giornata ma in 2 giornate, proprio per approfondire questo argomento, per dedicare dei momenti insieme, oltre che di convivialità, anche di un approfondimento su quella che è la cultura del bere bene in generale, in questo caso delle bollicine. Abbiamo avuto ospiti illustri, abbiamo avuto attimi di confronto, anche di dibattito, un convegno meraviglioso. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per andare avanti sempre in crescita nel mondo del vino, un mondo per me, devo dire la verità, stupendo, unico, e che ci sta portando tante soddisfazioni come delegazione, perché la nostra delegazione di Agrigento, che era considerata una piccolissima delegazione, con questo evento si sta ritagliando un ruolo importante all'interno dell'AS nazionale. Sicilia in Bolle questa sera propone una novità, una sorta di gemellaggio, un momento di scambio tra la Sicilia e il Trentino Alto Adige. Ecco, come avete visto questa opportunità di confronto? Ma guardi, per noi, per Trento Doc, è stato un momento molto importante, perché oltre ad aver conosciuto ed esserci confrontati con persone davvero molto accoglienti e in gamba e tutto quel che vogliamo dire, abbiamo trovato dei vini importanti, vini di razza, io ho continuato a dire, perché comunque ho trovato vini che scalpitano, molto eleganti, molto particolari, espressioni tutte di una terra e tutti diversi fra di loro, per cui per me è stato personalmente e per noi come istituto un momento di crescita. Oltretutto un evento fatto davvero bene, con delle delegazioni e con un'associazione italiana sommelier che sia sul territorio che sia a livello regionale lavorano molto bene. A Sicilia in Bolle le cantine Milazzo, che rappresentano comunque ormai un must per il buon vino siciliano. Anche noi partecipiamo a Sicilia in Bolle con le nostre bollicine, ormai abbiamo un'esperienza quarantennale in quest'arte di cui siamo stati pionieri in Sicilia. Siamo qui con 3 metodo classico, abbiamo un rosato da Nero d'Avola, è un clone particolare, nella nostra zona viene chiamato Insolia Rosa, è il nostro D0. E poi abbiamo anche il Nature, che è un Padosé da uve Chardonnay a fino a 36 mesi in barrique, ed è una bellissima bollicina, molto fresca, molto dritta. E poi abbiamo invece portato un prodotto in cui si apprezza l'evoluzione, la maturità, è il nostro V38AG, dove abbiamo come vitigno dominante l'Inzolia.